Bentrovati nella seconda parte della videoguida del portale quelveneto.it. Questa volta ci troviamo nella prima pagina e andremo a analizzare le funzionalità di questa prima pagina. Al centro troviamo i post, o meglio gli articoli. Ogni pagina sarà dotata di circa 10 post e per avere accesso a un'altra pagina basterà cliccare su Preview Page ed avremo accesso ad un'altra pagina con altri articoli pubblicati, come vediamo in questo momento. Ecco, per ritornare alla prima pagina basterà andare nel menu Utenti, cliccare su Prima pagina e ritorneremo immediatamente da dove eravamo partiti. In alto troviamo dei bottoni linkati, ovvero le pagine: offerta, convenzione comunale, chi siamo, contatti, videoguida. Basterà cliccare su di essi per avere accesso ai contenuti. Quindi clicchiamo su chi siamo e qui entreremo nella pagina e potremo leggere i contenuti. Come abbiamo fatto prima, per ritornare nella pagina in cui eravamo, nella prima pagina, basterà andare nel menu Utenti, prima pagina, ed eccoci di nuovo qui, nella prima pagina. Ora analizziamo la sidebar che troviamo nella destra dello schermo. Questa sidebar ci accompagnerà per tutta la navigazione del portale e sarà sempre la stessa, quindi non potremo incorrere in errori. La parte diciamo importante di questa sidebar sono le categorie. Qui troviamo appunto gli agriturismi, gli appartamenti, i bed and breakfast. Facciamo subito un esempio: vogliamo cercare un bread and breakfast nella provincia di Belluno, basterà andare nella sezione della categoria bed and breakfast, selezionare Belluno, bed and breakfast, clicchiamo ed avremo accesso, ecco qui, ai bed and breakfast della provincia di Belluno.